Degustazioni, assaggi, agricoltura biologica, birre artigianali e ovviamente vino di qualità con oltre 100 varietà provenienti da tutta Italia. Sono stati 31 i piccoli produttori artigiani che hanno dato vita all'edizione numero 14 di Cardini Critical Wine. La piccola frazione del comune di Casarza Ligure si è animata per una 3 giorni di festa e relax con musica, ottima gastronomia e tante occasioni per stare insieme. Ci sono i viticoltori, ci sono i birrifici, ci sono gli stendisti che propongono le loro peculiarità, c'è chi ha l'hamburger biologico, chi salame, chi gli arrosticini, chi le piadine con ricotta e miele che sarebbero i cian, quelli toscani, dopodiché quando si arriva sul piazzale c'è un ristorante, o comunque tra virgolette ristorante, è un po' a mo' di sagra col classico menù da sagra, dove poi sul piazzale della chiesa si terranno nei 3 giorni 3 concerti diversi e finito i concerti il DJ. Nato quasi per gioco nel 2010 da un gruppo di volontari, l'evento è cresciuto negli anni, diventando un appuntamento importante nel panorama ligure per gli amanti del vino e dei prodotti di qualità, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al supporto delle piccole realtà locali. Tutto il paese è coinvolto nell'organizzazione della manifestazione. Tutti i ragazzi, partendo dai saggi, li chiamo i saggi che sono i vecchi del paese, fino ai ragazzi che tutto il paese si ferma in una settimana e tutti sono pronti a aspettare questi viticoltori che sono veramente stupendi e che grazie a loro che poi questa manifestazione viene svolta. Il ricavato di queste 3 serate come andrà devoluto? Tutto va in beneficenza. Come ultimo lavoro abbiamo fatto qua nella parrocchia, abbiamo fatto un po' 2 muri, abbiamo rimesso a posto 2 muri dove faremo un campo da basket e un campo da pallavolo.